Allora, intanto saluto tutti gli amici di Castelfranco Veneto, mi scuso perché non posso essere lì e saluto tutte le suore perché io adesso con le suore sembra incredibile ma sono così, soprattutto con le suore di Castelfranco che sono venute ad abitare qua vicino a me, Suor Giuliana e le altre due suorine che sono molto simpatiche. Quindi sono contenta di questa manifestazione che fate questa sera, cioè, la mia opinione conta come il 2DP, che io cioè, sono veramente poca cosa rispetto ai relatori di questa sera che fanno questo di mestiere, quindi conoscono bene il problema. Io quello che faccio è aiutare nel mio piccolo come posso le persone, ho un piccolo appartamento e quindi ospito migranti e nello specifico in questo momento abbiamo una signora curda con un bambino piccolo sola e in questo mi aiuta anche Suor Giuliana. Devo dire che è stata preziosa perché di solito invece sono sola e quindi faccio come posso insieme alla Caritas. Quindi è un piccolissimo gesto, niente di che. Naturalmente non sono in grado di fare un'analisi di carattere politico. Quello che so è che viviamo in un mondo di globalizzazione dove i confini non esistono più le frontiere, quindi mi sembra veramente fuori di testa, anacronistico, fuori tempo l'idea di costruire muri e di non aprire invece le cose e le frontiere. Anzi, questa idea di costruire muri come Trump mi sembra la cosa più folle del mondo in questo momento. E poi pensavo anche un'altra cosa, che se tu insomma ti mostri disponibile nei confronti dello straniero ti danno della buonista, no? E questa idea del buonismo è insomma condannabile, ma io se devo scegliere preferisco essere buonista che non cattivista. E poi c'è questa anche grande differenza tra il buon senso e il senso comune. Il senso comune vuol dire omologarsi a quello che pensano tutti. È evidente che se hai poca cosa difendi quel poco che hai, forse se ne hai un po' di più sei un po' più tranquillo. Il buon senso invece risponde al singolo, alla singola persona ed è un atto politico fortissimo, quindi io preferisco il buon senso che non il senso comune e sono anche convinta che l'io si definisce più nel tu che non da solo. Per questo a casa abbiamo appiccicato una cartina gigantesca nel muro, consiglio a tutti, lo potete comprare su Amazon, non voglio fare pubblicità perché poi mi dicono che faccio pubblicità, no, non c'entra niente, la comprate, chiamate un tappezziere o lo fate voi con la colla, la appiccicate. Questo secondo me è anche un po' un simbolo, no? L'idea che io voglio vedere il mondo, voglio vedere dove stanno i confini, voglio vedere quello che succede e voglio capire perché per esempio la gente arriva da noi siamo vicinissimi alla Libia e così io capisco la differenza, cioè riesco a comprendere se vedo quello che sta succedendo, poca cosa, però piccola, si può fare soprattutto per i ragazzi che così capiscono anche loro che cosa sta succedendo. Grazie, pace bene, saluto le suore.